Carissima Elisabetta, Betta per gli amici, Eli per quando vai in elicottero, Franchissima Franchi, nostra Salispettra italiana, regina del prêt-à-porter. Attention, s'il vous plaît, un merdon tua peste. Sarò franca, Franchi. Non volevo scriverti, perché so cosa vuol dire essere massacrati, trovarsi con un cappotto di cacca da un giorno all'altro che tu da stilista non hai mai provato. Io ne ho una collezione autunno-inverno e primavera-estate, sì, che neanche Audrey Hepburn ai tempi di Vacanze Romane. Ma non volevo neanche restare in silenzio. Certo. Come il ministro Bonetti, la ministra Bonetti, che era di fronte a te mentre parlavi e ci ha messo 24 ore di tempo prima di reagire. Carissima Franchi, che hai detto, io da imprenditore, a parte che sei una donna, quindi sei un'imprenditrice, preferiscono uomini nei ruoli chiave e le donne solo se sono anta. Che se si trattasse di un'azienda che produce armadi, le donne anta avrebbero un senso. Ma nella moda non tanto. Comunque, cara Elisabeth, io che sono anta ti scrivo a nome delle enti e delle enta che vorrebbero lavorare e hanno questa bislacca idea che sia normale fare un figlio, che in Italia ormai è come prendere la patente nautica, costa tanto e devi avere molto tempo libero. So bene che per un imprenditore una dipendente in maternità è una discreta rottura di palle, ma l'INPS copre l'80% dello stipendio e all'imprenditore, tolte le tasse, spetta molto poco. Il problema è formare un nuovo dipendente e pagare pure lui o lei, che per le piccole imprese è uno tsunami mica da niente. Ma purtroppo lo Stato tratta grandi imprese e piccole imprese nello stesso modo ed è un casino, perché prova a togliere un chilo di pappa a un ippopotamo e toglielo a un canarino. L'ippopotamo se ne frega, ma il canarino crepa. Tu dici che fare i figli porta via tempo e testa e un manager ha bisogno di tempo e testa da dedicare all'azienda. Ok. Ma, scusami, ma il marito e il compagno, no? Guarda che il marito italiano è una richiesta continua, Sopra i 40 giocano a calcetto, poi hanno tutti malissimo il ginocchio. L'esame della prostata è il patibolo, te lo faresti fare tu per non sopportare le lamentele sue? Io sì. Quindi, a rigor di logica, la lavoratrice ideale dovrebbe essere senza figli e single. Ok. Poi però, superati gli anta, per una donna sopraggiunge il problema dei genitori anziani. Cosa fai? Li gasi? Quindi la lavoratrice ideale deve essere senza figli, single e orfana. E poi, vuoi farle avere qualche hobby? No, perché anche quelli distraggono. Che ne so, magari chiede dei giorni di ferie per andare a fare l'immersione in Sardegna con gli amici, magari è fissata con la palestra, la pausa pranzo non la fa seduta alla scrivania, capisci che l'azienda ne patisce. Quindi la lavoratrice ideale deve avere il seguente curriculum: donna anta, single, orfana, senza figli, senza amici, no interessi, no palestra, no cani, no gatti, no bestie, no voglia di nessun genere, no parenti. No parenti vicini e lontani, no piaceri, solo mestizie, no tempo per vedere manco Bridgerton 2, disponibile H24, allego certificato ginecologa con la conta degli ovuli ancora disponibili. Attualmente ne ho 18, ma provo ad abbatterne un numero considerevole salpando sul tappeto elastico dalle 6 alle 8 ore per notte. E questa è la classe manageriale che vogliamo? Cioè, per carità, contenta lei, contenti tutti, ma non puoi certo pretendere questa vita da tutte quante. Cioè, stiamo dicendo alle ragazze che devono scegliere fra gli affetti, la vita e il lavoro? Gli uomini possono avere 18 mogli, 30 famiglie, gli amici del calcetto, del golf, delle bridge, più socialità hanno e più fanno carriera, le donne devono essere delle monache di clausura. È inutile che la consulta poi ci dica che possiamo dare al figlio anche il cognome della mamma, ma se i figli non li facciamo, tutti sti cognomi a chi minchia li diamo? Siamo in un paese che non fa più figli perché non ci viene data la possibilità di farli. Ma non è un problema solo degli imprenditori, è un problema di Stato che non sostiene con le strutture sociali adeguate le donne. Solo una famiglia su 3 accede al nido, che pubblico costa 300 euro, privato dai 500 ai 700 euro. E se i nonni sono presenti, siamo tutti più contenti. Ma se vanno per altri andazzi, è con loro che sono... Luciana. Quindi il 42% delle mamme in Italia
non lavora perché a parole siamo tutti per la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia. In concreto siamo tutti per il fatturato. Quindi ti saluto, Frankie. Secondo me hai detto una boiata, però sei una brava stilista e un merito ce l'hai avuto. Hai sollevato un vespaio. Sì. Quindi se faranno qualche legge in più a favore delle donne che tuteli anche questa loro specialità, cioè quella di fare figli, propongo di chiamarla come te la legge Franchi. Oh, peccato. Peccato solo l'età, Betta. Peccato l'età, perché se fossi ancora negli ENTA potresti far carriera in politica. Baci e abbracci, una donna ampiamente sopra gli anta. Brava Lucianina Litizzetto, vieni che